Grande cornice di pubblico e successo per il premio letterario Scala dei Turchi di Nina Rusciello, che si è celebrato sabato sera, giunto alla sua terza edizione, organizzato dalla Pascal Schembri, presidente dell'Associazione Culturale Casa del Libro, che da 3 anni promuove in Real Monte la sua bianca mar nella cultura attraverso il conferimento di riconoscimenti a uomini, donne e scrittori, poeti, artisti impegnati nel sociale e sul territorio, particolarmente meritevoli per il loro contributo e la loro azione. Durante il saluto di benvenuto al pubblico, Pascal Schembri ha voluto ricordare il giovane presidente del Consiglio Comunale, prematuramente scomparso, Felice Vaccaro, spentosi il 25 novembre dello scorso anno. Una serata densa di emozioni con ospiti e tanti contenuti, qualità, ha detto Pascal Schembri. Esprimo grande soddisfazione, continua la stessa, che mi ha rappresentato il sindaco Lattuca per la riuscita della serata, che ha visto alternarsi sul palco un importante diplomatico, docenti universitari, giuristi di chiara fama, artisti, scrittori, letterati, poeti e rappresentanti di tutte le istituzioni. L'evento è stato arricchito dai premi alla carriera a personalità che si sono distinte per il loro impegno finalizzato al miglioramento della società. È stata, concluso Schembri, una serata di altissimo potenziale emotivo, con contenuti straordinari che hanno toccato le tematiche più varie, anche grazie alla competente conduzione della giornalista Margherita Trupiano, che ha intervistato il qualificato parterre di ospiti che l'intero premio letterario ha toccato. Il premio letterario Scala dei Turchi è intitolato, ha poi spiegato lo scrittore, a un'illustre donna scomparsa, mia moglie Dina Rusciello, il cui nome ho voluto sia stato legato indissolubilmente a Real Monte. Un'idea condivisa e sposata anche dall'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Sabrina Lattuca, che la sostiene e la patrocina. Anche quest'anno, ha detto il sindaco, abbiamo voluto esserci per coniugare la meraviglia della Scala dei Turchi con la cultura e la promozione di questo territorio. Sono stati 26 i riconoscimenti attribuiti a scrittori di fama ed esordienti in campo letterario. Premi speciali sono stati consegnati a Nino Bellomo, decano del panorama televisivo, Paolo Cilona, Maurizio Serra, il tenore José Todaro. Nel corso della serata sono stati assegnati anche riconoscimenti ai comandanti provinciali della Capitaneria, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Siamo molto soddisfatti, una bellissima serata quella di questa sera, la terza edizione del premio letterario Scala dei Turchi di Nina Rusciello. Che dire, io sono molto soddisfatta perché la promozione di questo territorio passa attraverso la bellezza e passa soprattutto attraverso la cultura, e le serate come quelle di questa sera insomma ne sono un grande esempio. Tantissimi autori, tantissime autorità presenti, civili e militari, a sottolineare che insieme squadra si fa sempre la differenza e si fa cultura e soprattutto si fa bellezza. Ecco, i messaggi di questa sera sono messaggi di bellezza appunto, ma anche di legalità e di speranza, speranza nei confronti delle giovani generazioni. Ecco, qualche autore diceva, ecco, è nelle loro mani il futuro, citando il Papa Giovanni Paolo II, loro avranno la possibilità di fare un capolavoro con le loro vite, però ecco, a noi la responsabilità di dare l'esempio e di rendere questa terra in questo momento storico alla portata dei ragazzi e alla portata del futuro. Real Monte lo fa ogni giorno, lo fa attraverso la promozione, lo fa attraverso la cultura, lo fa attraverso le nuove generazioni e lo fa con un grande esempio e emblema della Sicilia nel mondo, pulita, bella, bianca, solida, che è appunto la Scala dei Turchi, che diciamo, a cui il premio è dedicato oltre ad una donna che è appunto Dina Rusciello. Che dire, io sono veramente contenta, emozionata e soddisfatta perché è un buon lavoro, un grande lavoro di squadra e dà sempre i risultati sperati, e in questo caso i risultati si chiamano futuro, oltre che bellezza. Quest'anno, come è stato annunciato, abbiamo premiato 5 scrittori affermati, 5 emergenti
e 5 poeti, tra quali dei poeti ci sono 2 giovanissimi, uno di 20 anni, Zaira, e un altro ragazzo di 18 anni, Giuseppe Iati, che li abbiamo scelti per il loro modo di scrivere. E l'Associazione Culturale Casa del Libro per la prima volta ha deciso di pubblicare il loro primo volume. E quindi speriamo che nell'avvenire scopriremo altri talenti, perché la Casa del Libro l'ho creata per scoprire nuovi talenti, e quindi quest'anno abbiamo scoperto questi 2 nuovi talenti più un altro scrittore emergente, Santino Di Mauro, Sotto le onde, 3 premi alla carriera, il professore Paolo Cilona, il nostro centenario 102 anni Nino Bellomo, che è già seduto. Ci sarà anche l'ambasciatore Maurizio Serra, l'ambasciatore dell'UNESCO, che è arrivato oggi. Io ringrazio tutti voi che ci seguite da 3 anni, con l'auspicio che l'anno prossimo ci rivedremo di nuovo.